mio compito è quello di presentare Marina, ma è molto facilitato perché già alcune osservazioni importanti le ha già fatte Silvia. E aggiungo solo questo, che siamo tutti molto molto curiosi di capire, di vedere come ha impostato questo tema, che lì per lì è sorprendente, no? Perché si parla di un aspetto molto particolare di Venezia, cioè una parte dei suoi edifici, ma una parte non secondaria. Poi Marina, attraverso la sua erudizione, la sua vastissima conoscenza della storia di Venezia, ce lo dirà e ce lo spiegherà meglio. E mi permetto solamente di aggiungere una osservazione, cioè di fare una considerazione sull'aspetto simbolico della scala, che vale un po' per tutte le città. È un elemento architettonico, sì, che consente di scendere, ma consente anche di salire, e proprio per questa salita può essere esaminata, può essere guardata anche sotto gli aspetti simbolici, perché la scala consente di passare da una dimensione terrestre ad una celeste, e quindi questa salita è un salire verso il cielo, che a seconda del contesto in cui ci troviamo può essere il paradiso, può essere anche le cariche più alte della Serenissima. E una di queste scale famosissime che tutti voi sicuramente conoscete è la Scala dei Giganti in Palazzo Ducale. Sull'apice di quella scala veniva incoronato il Doge, e quindi da questo punto di vista il suo significato simbolico è squisitamente politico. Io con questa considerazione lascio subito la parola a Marina e la ringrazio ancora veramente tantissimo, perché con i suoi interventi, con i suoi argomenti che spaziano da argomenti di carattere generale, molto generale, a questi molto particolari, ha consentito di valorizzare il progetto Venezia con un contributo del quale noi le siamo molto riconoscenti. Grazie Marina.